Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia e i principali titoli del pomeriggio. La discarica di Lentini è stata chiusa e lo sarà a tempo indeterminato dopo la decisione dell'assessorato regionale Territorio e Ambiente con cui si nega l'autorizzazione al proseguimento dell'attività. La comunicazione è arrivata dalla Sicula Trasporti che gestisce l'impianto. E proprio su questa chiusura ha espresso preoccupazione il sindaco di Catania Enrico Trantino che attraverso un video su Facebook ha invitato la cittadinanza alla responsabilità sul conferimento dei rifiuti in attesa di trovare una soluzione alternativa al fine di evitare un'emergenza sanitaria. L'assessore regionale alle attività produttive di Tamaio ha chiesto al Ministero del Lavoro una proroga della cassa integrazione in favore dei lavoratori di Almaviva in scadenza il prossimo 30 di settembre, sottolineata anche la necessità di accelerare per trovare una soluzione definitiva alla vertenza. I trasporti marittimi per le isole Eolie continuano a destare preoccupazioni tra cittadini e operatori turistici. A rilanciare la questione è ancora una volta Federalberghi che in una nota denuncia gravi disservizi e aumenti tariffari che penalizzano sia i residenti che i turisti. E chiudiamo con il meteo. Il caldo torrido di queste ore dovrebbe mollare la presa già dalla giornata di domani in Sicilia, dove è previsto bel tempo su tutto il territorio regionale con le temperature massime che subiranno un calo significativo. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.